Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Questa sera parliamo di noi e delle nostre passioni, passioni che ci possono conquistare, ci possono assorbire al punto tale di cambiarci la vita in meglio, ma passioni che a volte rischiano anche di stravolgere completamente le nostre esistenze. E stasera partiremo proprio da questo punto, parleremo di dipendenze e soprattutto capiremo che cosa sono e come se ne esce. Ne parleremo insieme al dottor Michele Sforza, psichiatra e psicoanalista, direttore del Centro per lo Studio e la Terapia delle Psicopatie presso la Casa di Cura Le Betulle. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Eccoci qua, allora iniziamo subito a capire che cosa sono le dipendenze. Per capire cosa sono le dipendenze, noi possiamo rifarci all'uso comune che noi diamo al termine di dipendenza, perché dipendenza vuol dire non poter fare a meno di qualcosa, o di qualcuno potremmo anche dire. Questo non poter fare a meno, noi siamo abituati a considerarlo un fatto negativo. Però in realtà non è così, perché noi abbiamo bisogno di tante cose per la nostra vita quotidiana. Per esempio noi siamo dipendenti dall'ossigeno e a nessuno di noi verrebbe mai in mente che sia una pessima dipendenza, perché ci fa vivere. E così siamo dipendenti dal cibo, ma anche siamo dipendenti dai rapporti umani, dagli affetti, dalle passioni, che danno alla nostra vita quella qualità che ci fa vivere bene e a volte ci fa vivere completamente. Ecco, quindi noi possiamo dire che abbiamo delle dipendenze fisiologiche, però in alcuni casi queste dipendenze diventano negative, diventano patologiche. Certo, ecco qua c'è una questione da dipanare. Allora, tante volte quando si parla di dipendenza si parla anche di vizio. Allora, per esempio, parliamo del fumo. Si dice, oh, questo brutto vizio, continuo a fumare e non riesco a smettere. Ma c'è da capire se vizio e dipendenza sono la stessa cosa, allora, a questo punto. È una bellissima riflessione, perché da tanti anni, ma proprio tanti, si parla di vizio, no? Per esempio il vizio del fumo, il vizio del bere o il vizio del gioco, no? Sono i vizi che più facilmente ricorrono nel nostro gergo. In realtà vizio significa avere una dipendenza gradevole, un'abitudine gradevole, come i vizietti che noi diamo ai bambini quando ci vengono incontro per avere il regalino, il dolcetto, eccetera. Però quando vengono applicati a delle situazioni tipo il fumo, appunto la dipendenza da alcol o da gioco, situazioni in cui noi vediamo morti e conseguenze anche gravissime per la vita delle persone, ecco lì ci rendiamo conto che non è una cosa così semplice. E allora cominciamo a fare una prima differenza, laddove vizio è qualcosa di gradevole ma che è sotto il controllo della nostra volontà, cioè noi possiamo smettere quando vogliamo un vizio, mentre quando c'è una dipendenza, e gli anglosassoni usano una parola che è addiction, per indicare la dipendenza negativa, patologica, perché addictus in latino era lo schiavo. Ecco, quando una persona diventa schiava di una sostanza o di un rapporto, di una situazione, ecco, allora si cade nella dipendenza patologica, certo. È malattia. Si supera il vizio, per tante volte quando si parla di vizio si lega anche alla morale, allora si dice, magari rifacciamo l'esempio del fumo, fumo tanto, fumo anche in casa con i bambini, non è una questione bella, non dovrei farlo, non do buon esempio. Invece quando si diventa schiavi, come ha spiegato lei, non è più una questione di moralità, si va proprio nel campo della capacità volontaria, non c'è più, non si può più smettere, se veramente si è costretti a continuare. Allora pare proprio essere una malattia, si può definire patologia, come ha detto lei? È una vera e propria malattia, proprio con una sua nosografia, si dice in termini tecnici, cioè con una sua caratterizzazione anche dei numeri di codice, perché è stata definita tale già negli anni -- dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da una grande altra organizzazione, l'American Psychiatric Association, che è l'organizzazione degli psichiatri americani, che dà anche i criteri con cui noi possiamo fare le nostre diagnosi, che l'hanno definita una vera e propria malattia. Certo, una vera e propria malattia che può dipendere da tante cose. Allora lei prima ha citato il gioco, ha citato l'alcol, ha citato anche i rapporti. Allora quello che è da capire è se ci sono più possibili famiglie di dipendenza oppure è una grande patologia unica. La dipendenza è un atteggiamento, è un meccanismo, proprio un processo che si può applicare a tante situazioni, per cui noi potremmo dire la tale persona è dipendente da due punti
e poi mettere la sostanza, diciamo, il comportamento da cui è dipendente da alcol, dipendente da eroina, da cocaina, da gioco e così via. Sì. Allora, quello che è importante, a mio avviso, è capire come mai si può creare una dipendenza, e come mai questa strana cosa esce fuori dal controllo volontario, come guidare una macchina sul ghiaccio, dove non abbiamo più presa col nostro volante, qualcosa che sfugge al nostro controllo. Ecco, esatto, bisogna veramente capire come mai, bisogna anche capire, forse prima di andare a fare questa esplorazione, a capire come nasce questa dipendenza, cerchiamo di capire anche cosa può comportare. Allora, come cambia la vita di una persona che è diventata dipendente, che cosa succede nella sua socialità, nel suo lavoro, anche nel suo fisico, cambia qualcosa? Cambia tantissimo, cambia davvero tantissimo, perché una dipendenza patologica comporta conseguenze, proprio per definizione. Noi parliamo di dipendenza quando una persona, nonostante poi le conseguenze, continua lo stesso a far uso di questa sostanza o di questo comportamento, nonostante appunto le conseguenze negative. Queste conseguenze sono diverse a seconda del tipo di dipendenza che noi abbiamo. Per esempio, la dipendenza da una sostanza come l'alcol, che è la dipendenza forse più antica e forse più diffusa, una dipendenza che fa 30.000 morti all'anno, quindi sono dei numeri da guerra ogni anno. Ecco, e crea dei problemi immensi, crea problemi fisici. Pensiamo all'alcol in quanto sostanza tossica, come entrando nell'organismo crea via via che attraversa i vari organi dei danni un po' dappertutto. Pensi ai danni epatici, per esempio, che sono quelli più noti, se vogliamo, danni che poi che aumentano con la presenza negli ultimi lustri di epatiti. Certo. Le epatiti, soprattutto l'epatite C più alcol, portano alla cirrosi in un numero elevatissimo di casi. Però non solo quelli, l'alcol è una sostanza neurotossica, esplica la sua azione tossica soprattutto a livello del nostro sistema nervoso centrale, ma anche periferico. Lì crea una valanga di problemi alla persona stessa e a coloro che vivono accanto. Certo, quindi anche proprio il rapporto con la realtà muta, perché se non si ha più la totale proprietà del proprio corpo, perché il centro nervoso, quello che comanda la nostra testa, non è poi così lucida, vivere diventa veramente difficile. È verissimo. E la cosa brutta è che la persona purtroppo pensa ancora di avere il comando della sala dei bottoni. In realtà non è così, perché questa sostanza è entrata e ha preso il comando lei, ecco, dirigendo la persona. Quindi non è la persona che comanda l'alcol, è l'alcol che comanda la persona e comporta una serie di cose. Pensiamo soltanto alle depressioni, si parla tanto di depressioni, moltissime delle depressioni che noi curiamo hanno una genesi alcolica, perché l'alcol è tossico e quindi rovina la membrana cellulare. Ecco. Pensiamo all'ansia, pensiamo ai rapporti familiari devastati dall'alcol, certo, pensiamo alle vite di giovani. Noi abbiamo adesso un abuso alcolico vite stravolte, vite che finiscono, tra l'altro. Vite, non solo sono stravolte le vite dei giovani che abusano di alcol perché vanno incontro a grosse problematiche, ma i giovani che abusano di alcol spesso si rendono colpevoli anche di grossissimi incidenti stradali, per cui vanno ad uccidere altre persone perché per una loro patologia che vediamo se si può curare. Allora cerchiamo di capire qual è il percorso quando si va incontro ad una dipendenza in questo tipo da alcol, per esempio. Allora, prima di tutto, ci sono persone più a rischio? Ci sono soggetti che sono più predisposti a diventare schiavi di una sostanza come l'alcol? Sì, io credo che proprio dobbiamo partire dal concetto di predisposizione, perché una malattia non viene mai così all'improvviso, ecco, viene quando ci sono una serie di fattori che predispongono la persona, cioè sono fattori di rischio che si accumulano. Quando questi fattori di rischio sono un certo numero, in presenza di un evento scatenante, perché tutti poi dicono ecco ha cominciato a bere perché è successa quella cosa, in realtà quella cosa è stato soltanto il fiammifero su una latta di benzina, ecco, che aveva già alle spalle dei rischi.
Allora, rischi ce ne sono di diverso genere, per esempio ci sono rischi psicologici, certo, rischi sociali, ma anche rischi genetici. Ecco, che questa è la cosa che preoccupa anche di più genitori, a casa, esattamente. certo. Se si ha una storia di alcolismo, si può avere il rischio di avere magari dei bambini che un giorno andranno incontro a questa problematica? Io spesso mi sento fare questa domanda da genitori preoccupati, no? Avevo il nonno che era così, allora, oppure io stessa ho questi problemi, i miei figli potranno averli. Ecco, noi non ereditiamo di fatto la malattia, ma ereditiamo delle predisposizioni. Allora, noi sappiamo che ci sono dei geni, per esempio noi abbiamo sul cromosoma 11 una variazione di questo cromosoma, un allele si chiama, ecco, che predispone ad ammalarsi di questa malattia. Ma avere la predisposizione non significa che tuttora poi ammalarsi. ci crederemo, certo, ed è assolutamente fondamentale allora a questo punto fare un discorso di prevenzione che passa soprattutto dalla conoscenza. Se sappiamo non sbagliamo più. Allora, dottor Sforza, lei rimanga con me perché dopo la pubblicità continuiamo a parlare sempre di alcolismo, ma di tante altre dipendenze che sono veramente problematiche. A tra pochissimo.